Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto e assessore al bilancio. Allora, Terre Evolute è una manifestazione che si ripropone anche quest'anno, importante per tutto il territorio e per tutta la Regione. Beh, assolutamente sì, e infatti ringraziamo il Presidente Zaia per averlo messo anche nei grandi eventi della Regione Veneto e quindi per ribadire l'importanza di questo territorio a 3 anni dal centenario, da quel 1922, dove quel congresso regionale, proprio nella sede, possiamo chiamarla sede morale, quella di San Donà di Piave, è partita tutta una serie di programmazioni che poi hanno visto la crescita di questo territorio, ma è diventato anche modello per altre località e altre regioni italiane che hanno preso a modello appunto questo tipo di investimento e di programmazione che è partita in quell'anno. E oggi abbiamo l'occasione, come lo scorso anno, di avvicinarci al centenario per dire cosa? Per dire grazie ai consorzi di bonifica, ma soprattutto per ribadire che non è più solo un concetto di territorialità e quindi di laguna che diventa territorio fertile, ma è anche economia, ma è anche turismo, ma è anche promozione e poi tanto cara ovviamente al settore primario il concetto dell'acqua e quindi un concetto dell'acqua in un mutamento che c'è climatico in evoluzione, quindi quanto mai fondamentale poter discuterne in questa inaugurazione, ma soprattutto in quei seminari, in quei focus che in questi 3 giorni saranno al centro dell'attenzione. Grazie a Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto. Elisabetta Novello dell'Università di Padova, seconda edizione di Terre Evolute. Quali sono le novità? Le novità sono molte, in particolare il grande coinvolgimento che quest'anno abbiamo deciso di dedicare ai giovani, quindi moltissimi giovani di San Donà di Piave, del distretto scolastico di San Donà, ci hanno aiutato fin dall'inizio, ormai da più di un mese, ad organizzare i tour, a partecipare nelle serate degli spettacoli, ad aiutarci addirittura anche nella grafica di questa nuova edizione del festival, ad essere con noi per qualsiasi altra attività e quindi abbiamo avuto l'aiuto dei giovani e speriamo quindi che questo festival, questa seconda edizione, abbia anche appunto questo respiro nuovo per le future generazioni e poter in questo modo convogliare anche loro attraverso le loro energie per diciamo divulgare e diffondere quello che è il patrimonio materiale e immateriale delle terre di bonifica e crediamo che con il loro aiuto forse saremo molto più efficaci. Che cosa ha significato per il Veneto la bonifica da quel lontano 1922? È passato un secolo, sicuramente è stato un secolo denso anche di innovazione tecnologica, di innovazione culturale, di innovazione scientifica e quindi un secolo molto, molto importante che ci ha portato oggi ad un'agricoltura 4.0, a un turismo 4.0, quindi è un secolo molto decisivo per lo sviluppo di tutta la regione veneta. Le terre di bonifica in particolare hanno visto momenti forse più difficili legati alla guerra, legati ad alcune fasi anche politiche importanti del territorio, però oggi è un momento in cui bisogna credere davvero nell'ambiente, credere nella qualità della vita legata chiaramente anche ad un rapporto con l'ambiente sempre più etico, rispettoso e trovare con esso un equilibrio il più possibile duraturo. Lo scorso anno, parlando di storia, ricorreva il centenario della fine della Grande Guerra. Che cosa è cambiato? È cambiato che speriamo che innanzitutto questo non si ripeta, speriamo che finiscano questi conflitti perché chiaramente il conflitto è un qualcosa che lascia il segno. Il nostro territorio è stato segnato molto dalla Prima Guerra Mondiale come anche dalla Seconda Guerra Mondiale e lo stesso anche l'ambiente e scelte magari anche se vuoi affrettate a volte per poter recuperare un'economia che era in crisi. Quindi la possibilità di avere anche un clima politico positivo sicuramente è un'opportunità anche per avere un ambiente più adatto alla popolazione che è ospitata. Quale consapevolezza devono avere i cittadini nei confronti della bonifica? I cittadini sono molto curiosi, hanno manifestato davvero molto interesse, molta curiosità, vogliono sapere, vogliono capire che cos'è un'idrovora, che cos'è una rete, lo vogliono capire gli adulti come i bambini, quindi già questa manifestazione di interesse per noi è importante e ci dà una certa responsabilità a tutti i livelli. Io posso parlare come università, ma lo stesso anche nelle istituzioni scolastiche, per i bambini più piccoli, vediamo che c'è una richiesta di conoscere e di divulgare insieme a noi. Grazie e buon lavoro ad Elisabetta Novello, curatrice di Terre Evolute edizione 2019.